E ciao a tutti pannine e pannine, bentornati in questo nuovissimo video di Kawaii World. Allora, vi avevo detto che nel prossimo episodio, cioè questo, facevamo la casetta per il mio cavallino. E come promesso, oggi la facciamo. Quindi scelgo gli ingredienti, cioè le cose che devo usare insieme a voi. Però prima butto queste robe che non mi servono, che davvero non mi servono proprio a niente, perché io le volevo mettere ma poi non mi sono piaciute. Ma no, il pinguinzaio no, e la mirabella non sfamare, quindi è inutile che la tolgo. Ci sta un altro cavallo, cosa vuoi dire? Ah, perché volevamo le mani, non me le devo farla qui la stalla. Comunque mi sono accorta che c'erano questi cancellini che non me ne ero proprio accorta, quindi non me ne ero proprio accorta praticamente. Non la faccio proprio molto gigantesca, grandissima, però non la faccio nemmeno super piccola. Quindi non so quanta possa venire grande o quanta possa venire piccola. Intanto inizio un po' a tappare. Scusate se sono stata un po' in silenzio perché stavo pensando come lo dovevo fare. Stavo pensando se dovevo farla un po' dritta, cioè tutta dritta. Cosa vuoi dai miei fiori? Dai miei fiori? Ok, pensavo la volessi rompere. Però comunque no, voglio farla un po' stortina. Tipo, Nora, non video. Comunque vi continuo a spiegare mentre questo fa il video che praticamente volevo... Perché c'è un disegno della cacca? Cosa? Volevo farla un po' tipo strana. Ecco, per questo. E voglio farla un po' strana, molto strana. Quindi non lo so. Se mi compare la X. Raga, non voi vedete una X? Ok, grazie. Voglio farla così. Così un po' tutta storta, ma poi continua dritta. Ho preso un po' spunto da Miri perché sinceramente non sapevo come farla e allora ho preso un po' spunto da lei. Poi qua faccio così, no, così, 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 così e così. Però qui non mi trovo. Vabbè, ora chiudiamo prima. Perché qua un po' è più stretta, quindi. Ecco qua, così. Qua gliela metto io l'erba bella al mio cavallino. Allora, dobbiamo cercare dell'erba bella. Poi mettiamo ovviamente anche delle rose, dei fiori per abbellirle. Mi è venuta un'idea. Ogni tanto mettiamo un po' di rose. Così sparsi. Mettiamo ovviamente l'erba. Mettiamo una rosellina qui. Cioè
qui proprio, no? Perché voglio fare una cosa. Ecco qua. E voi direte, ma che cos'è? Cioè, cos'è? Qua romperemo di 2 e metteremo la cassa, che andremo a mettere poi tutti gli oggetti che servono al cavallo. Ovviamente la prendo viola perché il cavallino è molto bello. Sembra azzurra, ma in realtà è viola, però qua fa un po' paura questa faccia perché piove. E vabbè, siamo proprio alla pioggia, che devo fare? E beh, non possiamo farci niente. Beh, però qua posso fare in un modo molto bello. Ecco, questo non fa paura. Perché vedete c'è un po' la faccia brutta, ecco. Vabbè, mi piace. E poi sì, ci sono ok, ci sono. Voglio fare così. E mi ha tolto il quadro. Raga, dobbiamo sistemare qualcosina dentro casa. Tra poco dobbiamo staccare perché sennò il video non me lo fa caricare. Dobbiamo togliere qualcosa. Perché volevo fare in questo modo. Con queste trapdoor. Sì, perché in Minecraft reale si chiama trapdoor. Guardate, in questo modo noi per il momento la teniamo chiusa come vetro, no? Poi quando abbassiamo vediamo il cavallo dov'è. E quindi mi sembra una buona idea. È molto utile. E ora non ci resta che poi fare il tetto e vabbè, poi l'arrederemo meglio. Fammi cavalcare. Ok, e andiamo nella tua nuova casetta. Poi ovviamente raga dobbiamo stare molto attenti a questo cavallo. Cavalca, entra, via, chiudiamo, perfetto. Questo è il suo spazio, spero che non scappa. E metto qualche foglietta qui. Poi faremo il tetto, non vi preoccupate, sarà molto bella. Qua continui lasciati praticamente quasi 1,5, quindi in pratica così. Ok, poi ovvio continueremo e sarà molto bella. Vabbè, altri 2 minuti ragazzi perché poi ne faccio. Dovrei chiudere qua. Farla venire qua. Questa è l'unica spiegazione. E non devo stare qua. Beh ragazzi, vediamo quando ho fatto perché altrimenti il video diretto diventa troppo lungo. Ecco qua ragazzi, ho finito e questa è la situazione, come la situation. Come ho fatto poi, vabbè, completerò, non vi preoccupate, sarà molto bella. Ciao!